Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel che quest'oggi dedichiamo al rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Veneto nel 2020. Un volumetto veramente prezioso, ricco di dati ma anche di informazioni molto interessanti, poi vedremo per quale motivo. Per parlare di questo abbiamo come ospite il dottor Giustino Mezzalira, che è direttore della direzione ricerca di Veneto Agricoltura. Grazie direttore per essere qui con noi oggi, ci diamo del tu e quindi non siamo così formali. Partiamo da cosa? Partiamo dal fatto che lunedì 19 luglio alle ore 10 a Legnaro, presso la Corte Benedettina, ci sarà la presentazione di questo rapporto, di questo importante lavoro fatto da Veneto Agricoltura su incarico della Regione Veneto, ovviamente. Giustino, di cosa parla? Perché un rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Veneto? La risposta potrebbe essere piuttosto semplice, perché fino ad ora non c'era nulla. Potrà sembrare strano, tutti pensiamo di sapere tutto sulle foreste, ne parliamo tutti i giorni, ogni giorno i media ci raccontano i problemi delle foreste, di deforestazione, di legname, che prima ce n'è troppo, poi non ce n'è più, come in queste settimane lamenta l'industria, eccetera, eccetera. In realtà, pur coprendo le foreste una parte rilevante del territorio della nostra regione, l'area montana ovviamente la maggior parte delle superfici sono forestali, noi non avevamo fino ad oggi una fotografia complessiva. Perché? Perché il settore forestale, contrariamente ad altri settori di cui anche la nostra agenzia si occupa, per esempio il vitivinicolo, di cui Renzo spesso ci troviamo a dialogare, è un settore poliedrico. Non c'è un solo stakeholder principale, un portatore di interesse, un segmento: faccio uva, vado nelle cantine, faccio bottiglie, vendo le bottiglie. Il settore forestale fa anche legno, che poi diventa case, mobili, serramenti, ma offre moltissimi servizi ecosistemici, dalla difesa idrogeologica, e ce ne siamo accorti con Vaia, alla conservazione della biodiversità, al turismo. Chi di noi andando in montagna non apprezza la bellezza delle nostre foreste, e via discorrendo. Quindi era difficile mettere insieme tutti i numeri che avessero a che fare con le foreste e con le filiere che le foreste generano. A proposito di numeri, c'è un interessante grafico, una tabella con un sacco di numeri che dovrebbero però anche essere un po' interpretati e compresi. Partiamo dal dato principale. Nel Veneto ci sono oltre 400.000 ettari di superficie forestale, vuol dire che noi siamo una regione importante sotto questo profilo, ma stiamo rispettando le nostre foreste intanto? Allora, rispondo subito alla seconda domanda. Sì, abbiamo un ottimo sistema di leggi, un corpus, come si dice, di norme, sia dello Stato che poi della nostra regione, che ci permettono di dire sì, le nostre foreste sono gestite bene. Moltissime delle nostre foreste, fra l'altro, sono certificate con gli schemi FSC e PFC, che sono quelli che ci garantiscono che facciamo una gestione sostenibile delle nostre foreste. Ma più in generale noi veniamo da una scuola selvicolturale, quella di Padova, che ci ha insegnato a gestire le nostre foreste con un occhio di tipo naturalistico. Quindi non è una novità per noi forestali prenderci cura della biodiversità, per esempio, delle nostre foreste, cioè, per parlarci semplicemente, dare altrettanta importanza al cervo che all'albero sotto il quale lui si trova. Ecco. E sul fatto che siamo una importante foresta, una importante regione forestale, invece purtroppo no, nel senso che sappiamo tutti che il Veneto ha un grande pancione nella parte bassa, che è la nostra meravigliosa pianura, e poi solo un orlo verso l'alto, importantissimo, con dentro le Dolomiti, le Prealpi, altopiani famosissimi come la Lessinia, l'altopiano di Asiago, il Cansiglio, eccetera, eccetera. Però se lo guardiamo in termini territoriali, una piccola parte della nostra regione è montuosa, quindi non siamo sicuramente i primi. Ci sono regioni in Italia che hanno oltre 1 milione di ettari di foreste, penso alla Toscana, penso alla Sardegna, ecco. E purtroppo no, anche perché negli ultimi anni abbiamo perso molti punti per quanto riguarda l'industria e le filiere. Una volta in tutte le vallate alpine c'erano segherie, ci trasformavamo il nostro legname, poi un po' alla volta la specializzazione ha fatto sì che le segherie si chiudessero e che il nostro legname, l'abbiamo visto con Vaia, se ne vada soprattutto fuori regione.
Questo dato, 133.000 ettari di superficie forestale pianificata, Sì. è collegato a quest'ultimo Questo è un buon discorso? numero, questo è un bel numero, anche se era più alto nel passato. Sono le superfici, soprattutto di boschi di alto fusto, quelle che noi chiamiamo fustaie, per chi ci ascolta, il bel bosco di abete rosso che vediamo nel Comelico, nel Cadore, nell'altopiano di Asiago, eccetera. Ecco, sono soprattutto i boschi di alto fusto, quelli che possono dare del legname di pregio per poi fare lavorazioni varie, lavorati vari del legno, che vengono pianificate, cioè vuol dire che ci diamo un piano di gestione che dura qualche anno e che ci orienta nelle scelte tecniche che noi dobbiamo fare. Ecco, poi ricordiamo che tutti i dati sono poi suddivisi provincia per provincia, quindi Certo. veramente questo è una sorta di Vangelo, prendiamo un po' a prestito, Sì. una sorta di Vangelo delle foreste del Veneto. Poi leggo un altro numero interessante, che è quello degli alberi, eccoli qua, alberi monumentali, ben 206 alberi monumentali. E questi sono i nostri patriarchi. Allora, così come in ogni famiglia guardiamo con grande attenzione i nostri anziani, i nostri nonni, i nostri genitori, così anche guardando agli alberi ci piace ricordare gli alberi che hanno una storia particolare, che sono molto vecchi o che sono molto grandi o che per quella specie sono eccezionali per qualche loro aspetto. Quindi abbiamo voluto ricordare anche questo, che se ci pensiamo è un aspetto tipicamente culturale, ma quanti di noi si identificano in un grande albero che vegeta nella piazza del paese piuttosto che nel parco della Villa Veneta o in un luogo della montagna che ci piace raggiungere. Quindi è giusto, parlando di foreste, ricordare anche questi aspetti che possono sembrare più secondari, se vogliamo. Ecco, e poi un dato che veramente qui forse vale la pena anche soffermarsi un attimino è questo dato, 71.000 ettari di superficie forestale certificata. Quindi vuol sì. dire che nel Veneto si produce anche un legno importante, Sì. che è destinato poi ad essere lavorato. Assolutamente sì. Questa della certificazione è un po' il marchio che dice che la foresta è gestita bene, ecco, che quindi una parte della nostra foresta dia del legname che poi attraverso le catene di custodia, così si chiamano tecnicamente, dei due grandi schemi che ho citato prima, FSC e PFC, possa arrivare fino alla nostra casa, fino al negozio dove decidiamo di andare a comprare il tavolo, il pavimento, la trave per il nuovo tetto, eccetera, eccetera. Ecco, quindi è anche un invito, guardate bene al legname che comprate. Se è certificato avete tutte le garanzie, il Veneto produce molto legname di grande qualità certificato. Uno per tutti che mi piace ricordare è il famoso faggio della foresta del Cansiglio che finisce in oggetti di grande pregio nella nostra regione. Poi si è arricchito con focus, interventi, approfondimenti anche di personaggi molto importanti. Non vale la pena, non vorrei far troppi nomi, però insomma qui Beppe De Marchi, abbiamo visto con le nostre interviste famose, Beppe De Marchi, il nostro direttore Nicola Dell'Acqua, Patrizio Dei Tos a proposito di Faggio del Cansiglio, e poi insomma abbiamo un sacco di altri, Cesare Lasen, eccetera. Sì, se mi permetti Renzo, questo è un tocco in più se vogliamo, cioè un rapporto come questo avrebbe potuto essere una specie di annuario statistico, numeri, invece noi abbiamo voluto far presente che le foreste venete e le filiere che ne derivano sono prima di tutto persone, sono imprenditori, sono ricercatori, scienziati, appassionati. Mi piace ricordare il maestro Beppe De Marzi, che tutti conoscono per le sue straordinarie canzoni, per il coro dei Crodaioli che ha portato la canzone di montagna in tutto quanto il mondo, eccetera, eccetera. Ecco, sono tutte persone che a diverso titolo hanno espresso il loro profondo legame con le nostre foreste. E le foreste sono veramente questo, cioè non sono solo un insieme di alberi, ma sono soprattutto le tantissime persone che ci lavorano. Poi vengono anche spiegate quelle che sono le politiche forestali, che sono, si parla spesso di politica agricola, ma anche le politiche forestali sono molto importanti. Con un'intervista al dottor Franco Contarin della direzione delle foreste del Veneto. Insomma, è un volume davvero molto
ben fatto, intanto complimenti a Veneto Agricoltura, possiamo dirlo, per Se lo merita. Sì, certo, per aver fatto questa interessante pubblicazione, che ricordiamo sarà presentata ufficialmente lunedì 19 luglio alle ore 10 in Corte Benedettina qui a Legnaro. E dopo, scusami se Sì, ti ho interrotto, dopo la presentazione sarà scaricabile il PDF certo, dal nostro sito, quindi tutti potranno, anche se non ne avranno una copia cartacea, potranno consultarlo e leggerlo, spero con interesse. Ecco, ci diamo intanto, ricordatevi questa data, 19 luglio alle ore 10 a Legnaro. Un saluto a tutti, grazie al dottor Giustino Mezzalira della direzione ricerca di Veneto Agricoltura. Noi ci diamo appuntamento alla prossima occasione. Un saluto a tutti. Arrivederci.